Come vi dicevo, secondo step. Il risultato del nostro impasto dopo un paio d'ore e mezza ci risulterà così, bello omogeneo, già con una botta di lievitazione. Andiamo a mettere l'impasto sul banco con un po' di farina, logicamente, per non farlo attaccare, e lo andiamo a stendere un pochino. Ora siamo nella fase del condimento, ragazzi. Il condimento è soggettivo. Io faccio vedere tutti gli ingredienti che metto io, poi uno, quello che preferisce, quello mette, dovrei mettere, più cose si mettono in mezzo, più buono è. Allora, la prima cosa da fare è mettere circa un 100 grammi di sugna, spalmiamo per bene la sugna su tutto l'impasto. Ora iniziamo con gli ingredienti, ve li faccio pure vedere. Noi abbiamo usato mortadella, uova, prosciutto e salame, pepe, formaggio Emmental e abbiamo usato formaggio grattugiato pecorino. Una volta tutto pieno, impastiamo di nuovo, riamalgamiamo il tutto, che almeno il composto va a finire in ogni angolo dell'impasto. Allora ragazzi, ci siamo quasi. Dopo circa, diciamo, 3 o 4 minuti, 5 esagerando, abbiamo amalgamato il tutto. Ecco, vedete, gli ingredienti sono in tutte le parti dell'impasto, bello ricco ricco. Ok, ok, allora, quasi pronti. Allora, ora passiamo al passaggio successivo. Prendiamo un ruoto di questo qua. Io già l'ho fatto prima, ho messo la sugna e l'ho spalmato bene bene su tutta la superficie laterali della teglia. Ora con l'impasto andiamo a fare, diciamo, un tronco. Dobbiamo... Mamma mia ragazzi, lo mangerei già crudo, eh? Oh. Ok, come vi dicevo è abbastanza grande, gliene togliamo un pezzetto. Ok, facciamo in modo che leghi bene pure all'interno della teglia. Faccio un giro intorno, ok, dagli una bella forma pure. Ok, ok, ci siamo. Dopo fatto questo, cerchiamolo di staccarlo un po' dalla parete centrale, ok, far modo che ci sia spazio. Quello comunque crescerà, si prenderà sicuramente tutto il ruoto, però facciamo sto piccolo procedura che è importante. Allora ragazzi, dopo che abbiamo messo tutto il nostro impasto nella teglia, la impellicoliamo per bene, ho uno straccio umido e lo teniamo a temperatura ambiente per almeno altre 3 ore. Dopo le 3 ore lo mettiamo in frigo. E poi domani saremo al terzo step.